Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Radio Chef. Allora, la primavera questo fine settimana sicuramente è sbocciata e allora noi andiamo a viverla anche attraverso eventi enogastronomici e culturali che ci permettono di scoprire la nostra regione. Ma partiamo subito da un appuntamento che mette insieme proprio i sapori del Friuli con quelli proprio del buon vino, ad esempio del Refosco. Ma scopriamo di più con Maria. Esatto Barbara, siamo pronti proprio ad entrare, ad avventurarci in un appuntamento dal sapore di territorio. Infatti sarà un evento unico dove le cantine aprono le porte alle degustazioni e i ristoratori presentano anche delle proposte molto molto interessanti, ma a raccontarci di più, come potete anche dare uno sguardo alla nostra diretta video, c'è Flavia Di Gaspero, rappresentante dell'associazione volontaria tra i viticoltori di Refosco di Faedis. Flavia, è un piacere averti qui con noi, buongiorno. Buongiorno, il piacere è tutto mio, grazie per avermi invitata, ragazzi, grazie mille. Allora, dal 19 fino al 21 di aprile ci sarà questa manifestazione che continua anche da anni ad accompagnare gli appassionati e i curiosi alla corte di Refosco di Faedis. Si potrà brindare, fare visite in cantina, assaggiare dei piatti meravigliosi, ma iniziamo proprio dalle basi. Il Refosco, raccontaci un po' anche del perché lo presentate in questo appuntamento. Allora, noi siamo un'associazione di viticoltori, lo dice il nome stesso, che nasce dal 98 proprio per valorizzare questo vitigno, valorizzare e promuovere questo vitigno storico del nostro territorio, il vino principe, anzi il re del nostro territorio, visto che è Refosco, un vino rosso molto importante, con dei tannini importanti che dandogli il tempo si ammorbidiscono e diventano dei tannini dolci. Un vino che è ottimo in abbinamento con le carni, e che noi presentiamo come gruppo, come associazione, in un'unica etichetta, anzi con due etichette, un'etichetta bianca e un'etichetta nera. L'etichetta bianca contiene nella sua bottiglia un vino più profumato, più fresco, più vicino a quello che è la varietà proprio del vino. Mentre l'etichetta nera, che noi chiamiamo anche riserva, è un vino più affinato in legno per 1 anno e mezzo almeno, ma ormai tutti lo portiamo ai 2 anni, che ben si abbina a dei piatti di carne importanti, a della selvaggina, a dei piatti di carne con lunghe cotture piuttosto speziati. Quindi si può scegliere anche all'interno dello stesso tipo di vino due modalità diverse, ecco, sia nell'assaggio che nell'abbinamento col cibo. Che anzi, il Refosco di Faedis, vista questa sua queste due sue qualità particolari, l'acidità e la ricchezza di tannini, permette a questo vino proprio di affinare e di migliorarsi nel tempo. Questa è la sua caratteristica principale, quindi un vino noi da lungo affinamento. Non vediamo l'ora di brindare anche, di festeggiare questo nuovo traguardo insieme a voi. Saranno 3 giornate, dicevamo, molto interessanti anche dal punto di vista del programma, ma si parte ovviamente da tavola anche con dei piatti eccezionali. Certo, partiremo in una serata molto interessante il 19 a Villa Cordini, è una villa storica, quindi il quadro dove si svolge questa cena è molto interessante perché questa villa del 1200 ha ospitato dei personaggi storici al suo interno, anche Rommel per esempio con le sue truppe. E in questa serata tutti i nostri ristoratori, quelli che aderiscono all'iniziativa, insieme a noi viticoltori, presenteranno i loro piatti e nel nostro caso i nostri vini in abbinamento. Quindi andremo dagli antipasti che vengono proposti da 3 agriturismi che presentano gli affettati e oltre agli affettati anche i formaggi di loro produzione, piccole produzioni ma molto molto saporite e interessanti, anche proprio vista la loro provenienza dalla la parte dell'Alta Valle del Grivò, quindi molto interessante. Ci saranno non solo cicciole, ci sarà l'agriturismo Zaro e l'agriturismo Pantanali, e qui abbineremo dei vini un po' diversi, anche non solo Refosco quindi, ma un Mercier Verduce e una Ribolla Gialla. E prima ovviamente avremo un brindisi con le bollicine, poi passeremo ai primi piatti dove lì inizieremo a un abbinamento con il Refosco di Faedis, e oltre a questo anche un nostro friulano, perché insomma nel primo piatto dove c'è una crespella con le erbe spontanee e i formaggi abbiamo pensato di metterci un bianco.
e questo piatto viene presentato da Daur de Lune, un agriturismo, mentre il ristorante Scozzir offrirà un farro in abbinamento con del porro e della salsiccia, ovviamente di produzione locale. Wow, Poi ci hai già coinvolto, devo dire, comunque. Eccoci. Poi andremo avanti con le carni e in questo caso entrerà in scena il Refosco di Faedis Riserva. E qui appunto avremo 2 ristoranti e poi andremo per finire con i nostri dolci, e dulcis in fundo ci sarà una chicca, un refosco appassito. Wow, veramente dolci. Favoloso. Ci piace anche pensare che c'è l'abbinamento dolce con il refosco. Poi si passa anche al weekend, si parte anche qui invece con una degustazione per poi continuare anche nella nostra giornata. Infatti, quindi molto interessante, ovviamente secondo noi, ma penso anche per gli appassionati, il sabato mattina 20 presso il Bar La Pergola. Noi viticoltori, quindi direttamente dal produttore al consumatore, andremo a presentarvi una verticale di 7 refoschi di annate diverse. Questo a noi serve e credo possa interessare, appunto perché va a dimostrare quella che è la possibilità la longevità del refosco, la sua capacità di invecchiamento e la sua capacità di presentarsi al meglio dopo questi anni di invecchiamento. Quindi proprio come si suol dire, un vino che ha una certa età e si presenta benissimo, insomma, con i suoi tannini morbidi. E proprio perché hai parlato di storia, c'è anche la visita poi al vigneto storico. Sì, allora questa è un'altra chicca del nostro territorio, posso dirlo, perché a Faedis abbiamo l'unico vigneto storico, cioè un museo a cielo aperto, perché sono 5.000 metri, quindi un vigneto intero con delle viti che sono state piantate nel 1895, è un vigneto che ha 29 vitigni diversi, ma la quantità maggiore ovviamente è rappresentata dal Refosco di Faedis. Ci sono 3 visite guidate, una sabato pomeriggio e 2 nella giornata di domenica alle 10 e alle 15. Sarete accompagnati in questa vostra gita, questa vostra visita dal produttore stesso, da Niccolò, che è il figlio di Claudio. Sta studiando enologia e vi racconterà tutta la storia del vigneto, ma anche in contemporanea del nostro paese, perché è tutto collegato. Chi conosce anche questo territorio e anche questo mondo sa benissimo come raccontarlo, quindi siamo felici anche di chi ci potrà accompagnare. Poi domenica si chiude anche parlando di fotografia, con un corso e un concorso. Esatto, questa è un'altra cosa carina, perché abbiamo iniziato appunto a fare dei piccoli corsi e questa volta l'abbiamo voluto proprio abbinare al nostro evento, quindi alle 10 di mattina potete, naturalmente sarebbe meglio sempre prenotarsi prima, i numeri che troverete poi su Facebook del Refosco di Faedis. Ci sarà questo concorso dove voi potete, naturalmente verrete guidati all'utilizzo dello smartphone per fare delle foto agli eventi, in questo caso a cura del fotografo Luigi Zilli, che vi guiderà, appunto vi insegnerà come fare. Poi partirete naturalmente a fare esperienza, per cui potrete cogliere i vari momenti nelle nostre cantine, quello che succederà è un momento musicale piuttosto che una mostra artigianale, piuttosto che un'esposizione di prodotti tipici, e quindi poi sceglierete voi la vostra foto migliore e in questo insieme di foto verranno scelte le tre foto più interessanti, quelle che insomma secondo una giuria di esperti verranno valutate tali, e ovviamente si guadagneranno dei premi enogastronomici e quindi qualche sconto nei nostri ristoranti e qualche bottiglia di vino, ecco. Questo. Che bel viaggio, e poi Flavia. Ecco, in questi 2 giorni ovviamente le nostre cantine saranno aperte, venite a trovarci, c'è un giro appunto fra le nostre cantine, vi guideremo, potrete scegliere da quali andare, da chi andare, vi daremo delle istruzioni in tal senso, e quindi vi aspettiamo numerosi a visitarci e a scoprire quello che è il Refosco. Non mancate quindi alla corte del Refosco di Faedis dal 19 al 21 aprile. Io ringrazio Flavia Di Gaspero, ringrazio anche tutta l'associazione volontari tra i viticoltori di Refosco di Faedis per questo importante appuntamento. Scoprite di più anche sul sito refoscodifaedis.it, oltre che sulle pagine social trovate tutte le novità e gli aggiornamenti. Flavia, è stato un piacere stare in tua compagnia, grazie per averci portato in questo viaggio. Altrettanto, grazie mille per averci dato questa opportunità, vi aspettiamo numerosi, grazie, benvenuti a Faedis.
Benissimo, benissimo, grazie allora anche per questo viaggio alla scoperta del Re Fosco. Noi invece facciamo un altro viaggio e questa volta siamo nella vicina Carinzia, perché Mind Sonntag ci propone tantissimi itinerari e tante feste di cui approfittare in primavera, Maria. Sì, dici bene Barbara, anche perché è una primavera ricchissima quella in Carinzia. Abbiamo selezionato con Mind Sonntag, la rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, degli eventi enogastronomici tra i più belli anche di questa stagione. C'è la festa di primavera a Hirt il prossimo 27 aprile, vengono messe in risalto proprio le prelibatezze, le particolarità della regione Slow Food Travel Marketplatz Mittelkernen, l'offerta della 59esima anche di 59 aziende associate che nei loro stand presenteranno le specialità della Carinzia centrale, che spazia dalle delizie culinarie alla raffinatezza anche all'artigianato tradizionale. Dalle 10 alle 18 si potranno degustare, acquistare e si potrà divertirsi anche sulla piazza davanti al birrificio che si chiama Hirter Brauerei, il più antico birrificio privato della Carinzia, che aprirà anche le sue porte al pubblico, e ci sarà una sfilata di moda con costumi tradizionali, un divertente programma di intrattenimento anche per i bambini con musica dal vivo. Poi c'è See es Spiele al Wörthersee dall'1 al 12 maggio, i migliori anche luoghi gourmet attorno al Wörthersee si presenteranno al festival, che quest'anno mostra come si possono abbinare ottimi spumanti, bubbles, bollicine con prelibatezze regionali. L'inaugurazione ci sarà il prossimo 1 maggio nel Museo dei Veicoli Istorama di Ferlach, che per una sera si trasformerà in un ristorante pop-up. Qui 11 chef gourmet creeranno insieme un menù di 6 portate, pensate un po', accompagnato anche da vini spumanti. Verrà arricchito anche dalla presentazione dello studio della Volksoper di Vienna e si potrà arrivare e partire sul treno d'epoca, che sarà una vera e propria esperienza. Ancora per chiudere, parliamo del Kuchenkult a Villach dal prossimo 24 maggio fino al 28 giugno, quindi nel finale anche della nostra primavera. Nella regione Villach-Fachersee o Siachersee si svolge il festival gastronomico primaverile che si chiama Kuchenkult e il focus è sui campionati europei di calcio. Il motto è 10 chef, 10 paesi dei campionati europei, 10 portate. Il calcio d'inizio, chiamiamolo così, si terrà il 24 maggio alle 17 allo stadio Lindt di Villach con QEFA, i campionati europei di cucina e altri highlight, dal brunch della festa del papà fino al Stiftshmide il 9 giugno, la cena del giorno della partita con il pubblico nella caffetteria il 15 giugno e piatti culinari fluttuanti il 20 giugno sulla tribuna VIP del Insel Hotel Fachersee, con Kick and Cook alla Ghana poi il 21 giugno e il grande evento finale al Museo Civico di Villach il 28 giugno. So che ve li ho detti così, ma intanto vi abbiamo dato un assaggio sul sito mindsontag.at, potete scoprire di più. Il sito ovviamente è in tedesco, ma lo potete tradurre facilmente in italiano semplicemente cliccando direttamente sul traduttore e godervi anche tutto lo spettacolo della Carinzia, non solo, perché vi propongono anche degli eventi proprio in tutta la regione Alpe Adria, quindi non vi resta che godervi la primavera insieme a Mind Sonntag e scoprire anche tantissimi eventi e curiosità enogastronomiche proprio di questa bella primavera che ci accompagna. Benissimo Maria, è stato un viaggio veramente interessante e dopo che avete partecipato a un po' di feste, può anche darsi che abbiate voglia di godervi questo che sarà un fine settimana particolarmente caldo ed estivo, magari con un buon picnic oppure con una bella escursione all'aria aperta, e quindi abbiate bisogno di portarvi qualcosa con voi e a questo punto andiamo già a pensare alla spesa. Dove? Ma naturalmente dai supermercati Bosco di Trieste, ce ne sono diversi, potete scegliere tranquillamente quello più vicino a voi e trovate sempre qualità e sapore e poi davvero tanta scelta. Ci sono anche le offerte del periodo di cui approfittare, ma ovviamente i freschi. La volta scorsa vi abbiamo raccontato anche del reparto marcelleria, vi basterà andare a trovare appunto Vito e poi potrete scoprire tutti quelli che saranno le possibilità per le vostre grigliate. Potete anche ordinarle per tempo in modo da avere tutto pronto per la giornata destinata alla grigliata all'aperto, e queste saranno giornate proprio perfette per farla. Mi raccomando, segnate in agenda perché abbiamo tutti sentito l'oroscopo di Maria oggi con gli esperti dell'Osmer. E poi tanti spunti anche per chi magari non mangia la carne, quindi possibilità di piatti pronti anche vegetariani, vegani, tanti formaggi invece per chi li ama anche del nostro territorio. Sono anche formaggi e prodotti delle aziende agricole, ad esempio del nostro Carso, piuttosto che della montagna, delle Dolomiti e molto altro.
E non dimenticate di approfittare per bere un buon bicchiere di vino da condividere appunto fresco con le persone che amate per un momento di relax e di stacco nel fine settimana e per salutare anche l'arrivo finalmente delle belle giornate. Ai supermercati Bosco troverete sicuramente una vasta scelta proposta da Giorgio Bosco e scelta personalmente perché appunto lui si reca con il suo staff proprio nelle aziende per conoscere i vini che propone ma anche per scoprirne tutte le caratteristiche in modo appunto da potervele raccontare e illustrare nel migliore dei modi. Insomma, i supermercati Bosco vi aspettano sempre perché entrare in questi supermercati è in realtà andare a visitare un po' le aziende del territorio e scoprire tante piccole e grandi chicche anche da portare in tavola per queste giornate di primavera, ma non solo, anche per la spesa di ogni giorno, approfittando delle varie offerte. Non manca nemmeno un tocco di dolcezza quando ne abbiate bisogno, anche se la Pasqua insomma è passata, però capita che ci si può incappare in qualche infreddatura, allora qualche buona caramella al miele può aiutare, una buona tisana calda. E poi ovviamente tutto per il fresco, per un pranzo veloce e per la spesa della settimana, così dovete pensarci una volta soltanto. E allora, dopo aver parlato anche di gite all'aperto, di salumi, noi andiamo anche a salutare in questo periodo un ingrediente che ci ha accompagnato per tutto l'inverno, che è il radicchio, ma che è veramente ottimo, ad esempio proprio con i salumi che trovate dai supermercati Bosco. Maria infatti sarà uno dei protagonisti della ricetta dei nostri ascoltatori di oggi. Sì, i nostri ascoltatori ci hanno voluto così tentare anche con le loro ricette e tentare dal punto di vista culinario naturalmente, e lo fa oggi Roberta Barbon, che ci scrive da Udine. Ci racconta la sua versione degli involtini di radicchio e pancetta nostrana. Vi serviranno 4 cespi di radicchio rosso di Treviso, 150 grammi di pancetta arrotolata nostrana affettata, grana padano e pan grattato. Andrete a tuffare in acqua salata per circa 2 minuti il radicchio tagliato a spicchi, lo estraete con una paletta forata e lo stendete su un canovaccio lasciandolo raffreddare per un po'. Ponete poi sopra ogni fetta di pancetta uno spicchio di radicchio e arrotolate formando dei rotolini appunto. Cospargete con del pan grattato e adagiate in una pirofila, li mettete sopra uno accanto all'altro in modo da formare una base, li cospargete con del formaggio grana grattugiato e infornate per circa 20 minuti, forno caldo a 180 gradi. Servite caldo, e il vostro magari antipasto, oppure può essere un ottimo accompagnamento per un secondo piatto, è pronto per essere gustato. Salumi e verdure sappiamo che è sempre un abbinamento perfetto. Poi secondo me radicchio e salumi sono ancora super in stagione, quindi perfetti da portare in tavola anche in questo prossimo periodo. Poi noi ovviamente non ci facciamo mai mancare il dolce, ma questo arriverà nella giornata di domani, 13 aprile, sabato, in cui saremo alle Serre Berzotto di Aiello del Friuli per un appuntamento dolce, sì, per i più piccoli, ma veramente adatto a tutti, con tantissime scoperte da fare, vero Barbara? È vero, infatti ci sarà una giornata veramente intensa proprio alla scoperta della primavera. Si parte già alle 14:30 con i biscotti per i bambini, un laboratorio insieme al maestro pasticcere Alessandro Giudici. E già ti svelo che si avranno anche le ricette a portata di mano, quindi poi dopo averle assaggiate insieme le potrete anche riproporre a casa. Benissimo. Che è un po' l'obiettivo. Ottimo, e quindi i bambini potranno creare questi biscotti con il maestro Alessandro Giudici. In questo laboratorio si potranno divertire, insomma, a mettere le mani in pasta e poi anche ad assaggiare queste creazioni. Non solo, poi per gli appassionati invece del verde, i corsi per adulti con il dottor Michele Cimulini, ci si tufferà alle 15 nel mondo delle orchidee, e poi alle 15:15 si andranno a scoprire le piante da balcone, alle 15:30 piante fiorite e geranei, alle 15:45 si parla di piante verdi e alle 16 andremo a scoprire il mondo appassionante delle piante grasse, così non dovrete insomma rischiare di non avere un balcone perfetto per la bella stagione. Inoltre, se siete appassionati di orchidee, potrete portare la vostra orchidea più bella per partecipare al concorso che vi porterà a vincere, se sarete giudicati i più bravi addestratori di orchidee, a un buono di 50 euro. Inoltre potrete assaggiare durante tutta la giornata le specialità culinarie del maestro Germano Pontoni, buonissimo, e approfittare anche della mostra di bonsai, questi piccoli alberi davvero molto belli e anche
che donano quel tocco di serenità e di relax alla vostra casa. Approfittatene. Però imparerete anche tante cose, tra erbe aromatiche, cura del giardino e del terrazzo, per i quali vi serviranno gli utensili giusti, Maria. Naturalmente abbiamo già i consigli giusti per voi. Vi ricordo inoltre che, dato che abbiamo parlato di brindisi anche a inizio puntata, brinderemo con la tenuta Pribus di Bagnari Arsa durante questo nostro appuntamento, e naturalmente ci saremo anche noi del team di Radio.0 ad accompagnarvi. Abbiamo provato con gli amici di Affila Utensili Natisone intanto a fare qualche abbinamento tra piante aromatiche, tra erbe aromatiche e cibo. Ad esempio il rosmarino si abbina benissimo come con le patate, ad esempio, oppure anche con le carni, soprattutto alla griglia. Il basilico ottimo con il nostro classico, un classicissimo della cucina italiana, pomodoro e mozzarella. Timo fantastico con le zuppe, come una zuppa primaverile, i piatti di carne e di pesce. La menta perfetta per insalate e anche per bevande rinfrescanti, oppure potete utilizzarla in un super couscous con zucchine e pomodori secchi. Questa è la ricetta che vi consigliamo insieme agli amici di Affila Utensili Natisone, che trovate sulla strada Cividale Peroleis, esattamente nella zona artigianale di Leproso di Premariacco, e anche sul sito affilautensili.com. Perché? Perché è il momento di prendersi cura anche del nostro angolo verde. Domani impareremo come farlo. Quando vi serviranno gli utensili giusti potete andarli a trovare e farvi consigliare anche quelli più adatti per ogni occasione, ogni anche lavoro, dal fai da te, dalla cucina, fino anche per utensili più tecnologici. Se ne avete bisogno per qualche lavoretto anche in casa, potete trovare tutto direttamente dagli amici di Affila Utensili Natisone. Ricordatevi sempre che l'utensile affilato vi aiuta nella preparazione sia delle ricette, ma anche a evitare qualche così incidente che può capitare quando si taglia qualcosa. È proprio così. Allora ringraziamo anche Affila Utensili Natisone, che ci accompagna sempre anche in questi nostri appuntamenti. Io vi lascio invece un piccolo consiglio che riguarda il caffè. Siamo tutti grandi appassionati, o almeno moltissimi di noi, e la colazione non può, per me per esempio, non essere accompagnata da un ottimo caffè, magari godendocelo come si deve, sorseggiandolo e proprio assaporando il suo gusto particolare. Ma come si può fare ad accertarsi della genuinità del caffè che magari beviamo abitualmente? È molto semplice, vi svelo un trucchetto. Prenderemo un pizzico del caffè e lo metteremo in un bicchiere d'acqua del caffè macinato. Se la polvere resta a galla e non colora l'acqua, avremo la conferma che si tratta di un caffè puro e di buona qualità. Fate questa prova prima di bere il vostro caffè del mattino. Interessante anche da provare proprio in questi giorni. Molto facile da fare, infatti. tra l'altro. Così da gustare un ottimo caffè sempre. Così siete sicuri che il vostro caffè è buono, insomma, anche perché effettivamente poi quello del mattino, secondo me, condiziona tutta la giornata. Cioè, non ci sono altre chance. Invece prima hai parlato un po' del meteo, del tempo. Questo fine settimana sarà caratterizzato dal caldo, ma poi nella settimana successiva ritornerà un po', faremo un po' un ritorno indietro all'inizio magari di marzo, come ci hanno anticipato. Ma è un momento perfetto per godersi la montagna, che sia una stagione un po' più fresca, un po' più calda. La montagna ci accoglie sempre a braccia aperte. È stato presentato proprio in questi giorni il Giro d'Italia, che farà tappa il 24 maggio in Friuli Venezia Giulia sulla Mortegliano Sappada, ed è proprio a Sappada che vogliamo portarvi in questo finale anche di puntata, perché ci aspetta anche sempre con un pranzo ottimo, con uno spuntino, con la gastronomia sempre aperta, oppure per portare a casa qualcosa che abbia il sapore anche della tradizione sappadina, la gastronomia e alimentari Cardis, con tantissime proposte. Anche se magari avete un appartamento proprio in montagna, potete prepararvi il pranzo, portarvelo fresco a casa. Insomma, veramente dall'antipasto al dolce sanno come tentarvi e farvi gustare anche i sapori del Friuli. Hanno un banco fresco ottimo con salumi e formaggi anche proprio del Friuli Venezia Giulia, quindi non mancate, andatevi a trovare e soprattutto portatevi a casa un po' di gusto di Sappada. Li trovate proprio in centro, quindi è impossibile sbagliare. Gustatevi anche i prodotti della nostra montagna, che sono sempre favolosi, e godetevela a 360 gradi. Sì, soprattutto adesso che iniziano le belle giornate mare, montagna, oppure potete venire ad Aiello del Friuli domani a gustarvi la primavera in tutti i sensi, sia per quanto riguarda fiori, balconi, è modo per riproporla e sentirla anche a casa vostra, nei vostri giardini, ma anche per venire a giocare con i biscotti con noi, grandi e piccini ovviamente, e gustare insomma i sapori di Germano Pontoni, fare soprattutto una bella scorta di nuove piantine per la bella stagione. Noi vi aspettiamo allora domani ad Aiello del Friuli Sera Berzot, ma seguiteci anche tutto il giorno, perché avremo modo anche di parlare
ad esempio di acqua, della sua importanza e di come viene gestita insomma la rete idrica qui nella nostra regione, un appuntamento che seguiremo già questo pomeriggio. E trovate invece tutto quello che vi siete persi tra una diretta e l'altra o ascoltandoci in velocità sul nostro sito radio.0.it oppure sui nostri social, su Facebook, su YouTube dove trovate le dirette, ma anche su Instagram e su LinkedIn. Gli eventi sono tantissimi, quindi non potete mancare per questa primavera in Friuli Venezia Giulia. Buona primavera a tutti, quindi buon pranzo e godetevi il gusto della nostra regione. E grazie a Igor da Milano, la regia video.